domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Omicidio colposo, il reato ipotizzato dalla Procura di Catania per la morte dopo un volo di 15 metri del giovane precipitato da un lucernario frantumatosi sul tetto del centro commerciale Etnapolis a Belpasso. Palermo, una stufetta dimenticata accesa all'origine del rogo che ha ridotto in cenere 80.000 libri, una collezione dal valore inestimabile frutto della passione del professor Cardinale, ex sottosegretario nel governo Monti. A Trapani cercasi primario di anatomia patologica. Eppure medici analisti per valutare i 3.000 referti in attesa da mesi nell'ASP. A Palermo ipotesi tangenti per la fornitura sanitaria ad almeno 2 grandi reparti ospedalieri, indagati 2 primari e 3 imprenditori delle forniture mediche. Siracusa in questura in mostra opere che ritraggono le vittime di Cosa Nostra, un'occasione per non dimenticare rivolta soprattutto ai giovani. A Catania la salute e la sicurezza delle donne passa anche dal vino. Un codice digitale sull'etichetta delle bottiglie di Aituzza fa da ponte con l'osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro. Ad Agrigento al via la festa del mandorlo in fiore. Calcio, pareggio a Marassi con la Sampdoria per il Palermo che non va oltre l'1-1 e non sfrutta la superiorità numerica. A coda risponde il solito poi a palo. Serie C, la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince 4-1 a Latina. Sconfitte casalinghe ieri per Messina e Trapani. Bentrovati. Una sedicenne precipita dal lucernario del centro commerciale di Belpasso e muore al pronto soccorso di Catania per le ferite riportate dopo un volo di 15 metri. La Procura etnea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Luca Ciliberti. Una tragica fatalità, forse una bravata. Non sono ancora chiare le dinamiche della morte di Simone D'Arrigo, un sedicenne residente a Catania ma originario di Monte Sant'Anastasia, precipitato nel tardo pomeriggio di ieri da un lucernario del tetto del centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Per motivi ancora da chiarire, il ragazzo sarebbe salito sul vetro che sotto il suo peso avrebbe ceduto facendogli fare un volo di circa 15 metri. L'impatto al suolo è stato violentissimo e il sedicenne ha riportato ferite molto gravi alla testa e al torace. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, il ragazzo è deceduto 2 ore dopo il suo arrivo. I carabinieri della compagnia di Paternò che indagano hanno sentito diversi ragazzi. Sembra infatti che il tetto del centro commerciale ogni fine settimana sia un luogo di ritrovo abituale degli adolescenti, lo testimoniano anche le immagini sui social della vittima. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare tra l'altro eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. L'ipotesi privilegiata è quella dell'incidente, per questo non è stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo. Simone D'Arrigo era molto conosciuto a Monte Sant'Anastasia, dove aveva ancora tanti amici e dove risiedono i nonni. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità. Molto spesso frequenta i giovani della nostra comunità, ci associamo con grande e profondo dolore a quello che stanno vivendo in questo momento i genitori Carlo e Maria Grazia, tutti i suoi familiari e tutti i suoi cari. Tristemente profetico poi il suo ultimo messaggio sui social: vivo a modo mio, tanto morirò come tutti. Palermo, una stufetta dimenticata all'origine dell'incendio che ha ridotto in cenere 80.000 libri, un patrimonio inestimabile frutto della passione del professor Cardinale, ex sottosegretario del governo Monti, e della moglie Anna Maria Palma, magistrata in pensione. Desiree Ferlito. Una stufetta dimenticata accesa dalla colf. Sarebbe questa la causa che ha ridotto in cenere 80.000 libri, un patrimonio di manoscritti considerati reperti storici introvabili, prime edizioni di romanzi e copie rarissime di saggi dal valore culturale e commerciale inestimabile.
Una collezione frutto della passione del professor Elio Cardinale, ex sottosegretario del governo Monti, e della moglie Anna Maria Palma, magistrata in pensione, che avevano trasformato il loro appartamento in via Quintino Sella a Palermo in un vero e proprio museo. Il palazzo di 4 piani è stato completamente evacuato. Il fumo nero che fuoriusciva copioso dalle finestre dell'appartamento museo era visibile da molti punti della città. 40 i vigili del fuoco impegnati per 5 ore a spegnere l'incendio. Abbiamo perso un patrimonio dal valore immenso, commenta il sindaco Lagalla, accorso sul posto. Con lui anche il presidente della regione Schifani. Anna, la colf originaria di Capoverde, seduta accanto a uno dei mezzi dei vigili del fuoco, è distrutta. Mi sento in colpa, continua a dire, le fiamme sono partite dalla mia stanza. Sulla strada, una delle vie Salotto Buono di Palermo, sono moltissimi i curiosi che hanno assistito all'intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima stima i danni ammonterebbero a diversi milioni di euro. Sempre a Palermo un altro incendio all'ultimo piano di una palazzina ha provocato a una persona ustioni e intossicazione da fumo. Fortunatamente gli altri residenti dell'immobile sono stati evacuati in tempo e non hanno riportato ferite. Sparatoria nella notte a Vittoria, nel Ragusano. Un uomo a bordo di un'auto è arrivato nei pressi di un'abitazione da cui è uscito un giovane che forse aveva l'intento di salire sulla vettura, ma chi si trovava al volante gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola. La vittima ha riportato una profonda ferita alla spalla e i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato bossoli e ogive, arrivando infine all'aggressore. È un uomo di 31 anni fermato per tentato omicidio aggravato. Si barrica in casa ad Adrano lanciando dalla finestra piatti, pentole e palle da biliardo, mettendo a rischio persone e cose. La polizia ha cercato per ore di fare desistere l'uomo, un pregiudicato che rifiutava di arrendersi. Alla fine gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e l'hanno arrestato. Cambiamo argomento. Lo scandalo dei referti in ritardo da mesi all'ASP di Trapani. Adesso si cerca in tutta fretta di reclutare il primario del reparto e i medici analisti. Laura Spanò. Dopo lo scandalo all'ASP di Trapani per la mancata refertazione di oltre 3.000 esami istologici e caccia ai medici analisti e anatomopatologi in tutta la Sicilia, l'azienda ha pubblicato l'avviso di un incarico per il ruolo di primario all'ospedale Sant'Antonio Abate. L'ex primario, il dottore Domenico Messina, è andato in pensione a novembre scorso. In realtà Messina sarebbe dovuto andare in pensione nel 2023, ma vista la situazione era rimasto ancora un anno. Ma nel frattempo, da novembre ad oggi, sono trascorsi ben 5 mesi. Ora, dopo lo scandalo e la presa di posizione della regione, l'avviso è stato pubblicato in meno di 2 giorni. Intanto i vetrini in attesa di refertazione sono stati smistati in altre strutture sanitarie per essere esaminate ed entro il 14 marzo consegnati ai pazienti in attesa da mesi. Per loro una diagnosi tardiva può pregiudicare la possibilità di cura. Ieri poi è saltata la conferenza dei sindaci della provincia di Trapani per il confronto con il manager Croce. È mancato il numero legale e a disertare sono stati i sindaci di Fratelli d'Italia. Croce, in un incontro informale con Tranchida e i presenti, avrebbe detto che l'11 luglio scorso già aveva lanciato l'allarme a cui nessuno quasi aveva risposto. Il sindaco Tranchida, dal canto suo, ha intanto annunciato la creazione di un numero verde per le segnalazioni dei cittadini trapanesi, con la speranza che anche altri colleghi possano seguirlo. E sulla sanità a Palermo c'è un'inchiesta della magistratura adombrata l'ipotesi di tangenti dietro le forniture sanitarie ad almeno 2 grandi reparti ospedalieri del capoluogo. Indagati 2 noti primari e 3 imprenditori delle forniture mediche. Manlio Viola. Chiederanno con tutta probabilità di essere ascoltati 3 o 4 dei 5 indagati dell'inchiesta della Procura di Palermo su forniture sanitarie e mazzette finita sui giornali nei giorni scorsi a fronte di una richiesta avanzata al GIP e notificata agli indagati sotto forma di avviso di conclusione delle indagini. Indagini delle quali i 5 indagati non sapevano nulla fino a venerdì scorso. Nel mirino della Procura di Palermo, che ha delegato le indagini alla squadra mobile, 2 primari e 3 imprenditori delle forniture sanitarie. Si tratta di un cardiologo emodinamista
internista dell'ospedale Villa Sofia Cervello e di un chirurgo vascolare dell'ospedale civico, oltre a 3 imprenditori del settore delle forniture mediche, 2 dei quali siciliani. Per 2 anni la squadra mobile li ha seguiti e intercettati, documentando incontri in ospedale ma anche al di fuori delle mura delle strutture sanitarie. Il contenuto delle intercettazioni non è noto, ma ha convinto la procura a chiedere i provvedimenti al GIP. Tutti rischiano l'arresto, anche se ancora non c'è alcun provvedimento giudiziario deciso dal giudice per le indagini preliminari. Per 2 di loro il pericolo di reiterazione del reato o inquinamento delle prove sarebbe nel frattempo venuto meno e dunque non potranno essere arrestati, anche se indagati, in assenza di un improbabile pericolo di fuga. Attualmente gli avvocati stanno studiando l'avviso di conclusione delle indagini e le ipotesi di reato e in base a questo studio decideranno se chiedere realmente interrogatorio di garanzia, che comunque potrebbe non avvenire neanche la prossima settimana, ma slittare fino a fine mese. Solo dopo il GIP deciderà su eventuali provvedimenti. A Pesara, vicino a Catania, manteneva una villa con piscina a costo zero. Rubava l'acqua all'Acoset e la luce all'Enel. La proprietaria, una donna di 47 anni, è stata arrestata. Ha accumulato morosità per 40.000 euro. Perché dopo 20 anni di dibattiti e di promesse mancate, scrive in una lettera il presidente della regione Schifani, ancora oggi qualcuno si oppone alla realizzazione dei termovalorizzatori? In un periodo storico, aggiunge, in cui i costi dell'energia sono sempre più elevati e la transizione ecologica è una priorità globale, trasformare i rifiuti in energia significa rendere la Sicilia più autonoma. Schifani indica anche il cronoprogramma. Entro marzo-aprile, ha detto, faremo il bando per la progettazione, entro settembre 2026 inizio dei lavori che dureranno 18 mesi. Svolta green per Eni Versalis a Ragusa. Il colosso della chimica si avvia a diventare un centro di riciclo di oli e di plastiche. Veronica Barbarino. Sembrava tutto perso, ma invece arriva la svolta green anche per Eni Versalis Ragusa. Lo assicura il colosso della chimica e lo sottoscrivono i sindacati Wiltec e Femca CISL in un verbale d'intesa con l'azienda, che dovrà ora trovare accordo con tutti gli attori coinvolti, fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel dettaglio, a Ragusa, dove la produzione di polietilene è cessata alla fine del 2024, verrà creato un agri-hub per la raccolta di oli destinati alle bioraffinerie di Priolo e Gela. E ancora si prevede la nascita di un centro avanzato per il riciclo delle plastiche, la formazione di un polo specializzato nella manutenzione e sicurezza industriale e infine un acceleratore per start-up nel settore della chimica sostenibile. Questo vasto progetto aprirà nuove opportunità di crescita, oltre ad assicurare la piena tutela dell'occupazione diretta e dell'indotto, ha commentato così il segretario generale Femca CISL Ragusa Siracusa Alessandro Tripoli. Nel frattempo, che dalle parole si passi ai fatti, da CGIL Sicilia sono stati annunciati nuovi confronti e manifestazioni, come quella prevista per l'11 marzo a Palermo. A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, danneggiata la targa nella piazza dedicata a Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia nel 93. Sulla targa è stata scritta anche un'espressione volgare. Mio padre fa più male da morto che da vivo, ha commentato la figlia del giornalista che nei suoi articoli denunciava Cosa Nostra. Un viaggio tra i volti di chi ha sacrificato la propria vita nel nome dello Stato. Nella questura di Siracusa una mostra con le opere realizzate da artisti locali che fanno rivivere le vittime della mafia. Un'occasione per non dimenticare, rivolta soprattutto ai più giovani. Francesco Aloi. I volti di chi ha sacrificato la propria vita nel nome della giustizia. Nel Palazzo della Questura di Siracusa è stata allestita questa mostra con un obiettivo: non dimenticare. La mentalità di oggi è molto diversa rispetto a parecchi anni fa e quindi un messaggio forte che dobbiamo trasmettere e capire che la mafia comunque deve essere sconfitta. La sala riunioni trasformata in centro espositivo, le opere dipinte da artisti siracusani che diventano occasione per ripercorrere e condannare il periodo stragista di Cosa Nostra, da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, da Boris Giuliano a Ninni Cassarà, magistrati, poliziotti, uomini che hanno fatto di tutto per fermare l'avanzata
passata della mafia. Sono stati gli anni che hanno dato quel quid pluris nella lotta alla mafia. Da quelle stragi, da quei periodi così tristi, l'Italia, le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, le forze sane della società civile hanno cominciato la lotta alla mafia. Ed è una mostra dedicata soprattutto agli studenti. Vedranno chiaramente le opere che ritraggono gli eroi antimafia e da quelle opere, da quei momenti, si parlerà di antimafia. Perché i giovani sono il futuro e ricordare oggi significa evitare che tutto ciò possa ripetersi domani. Promuovere la tutela della salute e della sicurezza delle donne con la creazione del vino Aituzza a Catania. Un codice digitale sull'etichetta fa da ponte con l'Osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro. Eva Spampinato. La tutela della donna, l'aiuto per migliorare la sua sicurezza sui luoghi di lavoro può passare anche da un vino, perché a volte la richiesta d'aiuto arriva in modi inaspettati, mentre si è a tavola con amici guardando un'etichetta e scannerizzando un QR code. Da questa idea è nato Aituzza, un Etna Doc Special Edition per sensibilizzare verso il tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, una collaborazione tra Sei Libera e Alcantara Winery. Aituzza è un atto di amore. Io ho incontrato Sei Libera ed è venuta Aituzza. Aituzza è un messaggio legato alla possibilità di difendere le donne sotto tutti i punti di vista. L'etichetta è un omaggio a Sant'Agata volutamente minimalista con un fondo oro che indica la spiritualità di Agata e soprattutto la forza di contrapporsi a una violenza. Queste due minuzze che rappresentano dei valori importanti come quello della fede, della forza e della resilienza soprattutto. Il QR code fa da ponte digitale tra i lavoratori e l'Osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro di Sei Libera. Chi ha problemi di molestie o violenze sul luogo di lavoro può attraverso questo QR code approcciarsi a quelle che sono le risoluzioni che Sei Libera può dare. Al sociale si unisce la storia. Dalle ricerche per creare Aituzza è emerso che Sant'Agata fu una ambientalista ante litteram. Il martirio, che potrebbe sembrare un atto passivo, non era esclusivamente il cuore dell'azione di Sant'Agata, ma ciò che ci aveva colpito era il suo rinunciare al sacrificio, cioè essere libera dall'ordine costituito che la costringeva a un sacrificio per il Pantheon romano. Ad Agrigento al via la 77esima festa del mandorlo in fiore, simbolo di pace e di fratellanza fra i popoli. Davide Sardo. È ufficialmente iniziata ad Agrigento la 77esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, evento che celebra l'incontro tra culture attraverso la musica, la danza e le tradizioni popolari. La prima sfilata ha animato le vie della città con i gruppi folk internazionali, regionali e bambini del mondo, protagonisti di uno spettacolo di colori e suoni. Sono emozionatissima. Agrigento è una bella città, fra l'altro è stata candidata e promossa città della cultura, quindi grazie ad Agrigento che ci accoglie. Il corteo ha preso il via da piazza Pirandello, attraversando il centro storico fino al Viale della Vittoria. Stiamo portando il folklore, il colore, le tradizioni dell'Ecuador. È l'8ª volta che arriviamo ad Agrigento a questo meraviglioso festival. La felicità nostra la vogliamo condividere con la gente di Agrigento. Un viaggio tra le tradizioni di ogni angolo del mondo, reso possibile dall'entusiasmo dei partecipanti e dall'accoglienza del pubblico. Abbiamo portato la maggior parte della festa in piazza, tutto spettacoli di piazza per coinvolgere la città di Agrigento e i numerosi turisti che affolleranno e che hanno già affollato la nostra città. Una settimana di spettacoli e momenti di condivisione che culminerà con la spettacolare Fiaccola dell'Amicizia ed il Festival Internazionale del Folklore, evento centrale della rassegna nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ai piedi del Tempio della Concordia. Con la festa del mandorlo in fiore. Facciamo la nostra pausa, tra poco per il calcio, il pareggio a Marassi del Palermo e il poker del Catania a Latina. Sconfitte casalinghe per Trapani e Messina. State con noi, a dopo. Siamo al calcio, pareggio a Marassi con la Sampdoria per il Palermo che non va oltre l'1-1 e non sfrutta la superiorità numerica.
a coda risponde il solito Poyampalo. Marco Gullà. Pari e rimpianti, il Palermo non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva, pareggia 1-1 a Marassi, con la Sampdoria non approfittando della superiorità numerica per oltre mezz'ora. Un punto che permette al Palermo di rimanere a galla nella zona playoff, ma ovviamente la vittoria avrebbe permesso ai siciliani di fare il cosiddetto salto di qualità. Una partita che comunque il Palermo ha ben giocato, ha dominato per larghi tratti, ma non ha avuto nitide occasioni per sferrare il gancio fatale. L'inizio della partita dei rosanero è da shock. Dopo 40 secondi il portiere Audero serve erroneamente Coda, che deve limitarsi a spedire il pallone in rete. 1-0 e partenza ad handicap per la banda di Dionisi. I siciliani però si rimettono su, iniziano a giocare palla a terra e creano anche occasioni come con Verre, ma è bravo Cragno a spegnere l'ex blu cerchiato. Il lavoro del Palermo è però premiato dal pari che arriva al 40° dopo un corner e un cross di Ranocchia. Poyampalo, sempre lui, scarica in rete un gran colpo di testa. 1-1 e quarto centro consecutivo per il finlandese. Ripresa e il Palermo a fare la partita. La Samp gioca a corrente alternata e il blackout arriva al 61° con l'espulsione di Akinsamiro per fallo da ultimo uomo su Di Francesco. Rosso diretto, ci prova Magnani più di una volta, ci prova anche Ranocchia come Brunori, ma la porta della Samp resta inviolata. Il Palermo lo sfonda e deve accontentarsi del pareggio. Ha fatto una grande partita, ragazzi sono stati veramente bravi, nonostante magari l'errore iniziale che poteva compromettere tutto, così non è stato, non è cosa da poco e soprattutto è una cosa che importante per una squadra che sta crescendo, è una dimostrazione di consapevolezza e di forza. Poi il rammarico, come hai detto tu, è non aver portato a casa bottino pieno, perché 1 lo meritavamo, 2 abbiamo creato i presupposti, 3 abbiamo giocato mezz'ora in 10 e non siamo stati bravi a sfruttare quella superiorità. Venerdì, prima della sosta, al Barbera, Palermo Cremonese. Serie C, la perla di Jimenez è il simbolo del Catania che vince 4-1 a Latina grazie a una bella prestazione nella ripresa. Marco Carli. La bellezza dello sport sta nella capacità di regalare emozioni. Se poi il gesto che le richiama è un insieme di genio e classe, le emozioni si moltiplicano. E allora è giusto per i tifosi del Catania godersi ancora il gol di Jimenez. Splendido slancio verso la vittoria di Latina. Il fantasista, autore di una doppietta, suo anche un gol su rigore, è consapevole della bellezza regalata, ma va oltre. È stata una giocata personale che ci provo in settimana, quindi sono veramente contento di questo gol, perché è una soddisfazione incredibile. Poi la prima doppietta con questa maglia è sempre una soddisfazione. E poi sì, tutto questo è grazie al lavoro che facciamo in settimana, tutto frutto di ciò che facciamo in settimana. E niente, sono contentissimo di avere un gruppo così, siamo una famiglia. Jimenez dunque serviva come il pane in questo 2025 che prima di Latina aveva riservato soprattutto amarezze, ma serviva a tutto il Catania e nel secondo tempo c'è stato bravo Toscano nella costante emergenza ad azzeccare le mosse giuste, con Lunetta che sulla tre quarti spezza la partita e con Frisenna che lascia nuovamente intendere le sue qualità. Brava la squadra, soprattutto nella reazione al gol dello svantaggio siglato da Ekuban, Latina subito riacciuffato dal rigore di Montalto. Ora bisognerà insistere, una rondine non fa primavera insomma, ma può diventare un segnale. Il finale è brillante, il gol del 3-1, quello del 4-1 raccontano intanto un'altra certezza dello sport: quando la testa è libera il resto di solito viene di conseguenza. Sconfitte casalinghe ieri per Messina e Trapani, giallorossi superati 1-0 dall'Avellino, e con lo stesso risultato il Monopoli ha vinto al Provinciale di Trapani. Sergio Colosi. Un altro KO per Messina e Trapani in casa e con lo stesso risultato. Per il Messina è il terzo consecutivo, per il Trapani il secondo. Buona prestazione soprattutto nel primo tempo dei giallorossi, che non sono riusciti a fermare l'Avellino vice capolista. La squadra di Banchieri ha sfiorato 3 volte il vantaggio, 2 con Dell'Aquila e il palo di Petrucci, prima di subirlo al minuto 38 con Sunas. Messina è meno vivace nella ripresa. L'Avellino non riesce a chiudere i conti con Sunas ad un passo dalla doppietta e con Patierno sprecone fuori partita. Nel recupero il peloritano Pedicillo vicino al pareggio con parata di Iannarilli.
Classifica critica e play-out complicato, Messina penultima e Casertana lontana, crisi societaria ancora più grave e senza soluzioni, con il sindaco Basile che ha richiamato le parti in causa ad un senso di responsabilità. Se l'1-0 di Cerignola poteva starci, la seconda sconfitta di fila in campionato della gestione Torrente 1-0 per il Monopoli apre una piccola crisi in casa Trapani. La classifica mette a rischio i playoff dei Granata. Al provinciale al 36esimo della ripresa decisiva una rete di destro del difensore Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è per le 20, grazie per l'ascolto e ancora buona domenica.